Eccoci qua, eravamo un po' spariti perché sono un po' arrugginito, un capodanno un po' di quelli sostenuti, un capodanno di quelli che senza pietà sul tavolo. Buongiorno cari amici del vostro Marietto Veneziano, oggi faremo una sibille per quei reduci, quei martiri, quelle brave persone fondamentalmente che vedo già un bel tanti auguri da un Facebook user. Allora, cari amici, per quelle persone che ci scrivono, ci salutano da Facebook, il vostro Marietto vi ricorda di iscrivervi sopra al video, c'è StreamYard e l'iscrizione gratuita, è in inglese, però ve lo dico io, basta che cliccate e andate sempre avanti, perché così possiamo vedere chi siete prima di tutto e poi rispondervi se fate delle domande. Bene, intanto per scaldare un po' i motori vi ricordo le solite cose che ad esempio, per quelli nuovi chiaramente lo ricordo, il De Gare e Marietto Veneziano hanno un sito, il sito del Capitano, è come si dice, in pista da ben 7 anni ormai, perché ci siamo salutati l'anno scorso e subito ci ritroviamo quest'anno, ci siamo svegliati, siamo in un anno nuovo. Quindi, tutte quelle persone che non conoscono ancora il Marietto, eccolo qua, Annalisa Del Nobile, ciao auguri, ciao Annalisa. Ecco, a tutti quelli che praticamente non sanno, si può andare su questo sito, il sito è il capitano.altavista.org, per gli amanti della radionica, radiostesia e tutto quello che voi volete. Scusate, c'ho la cameriera che vi porta il caffè. No, sto scherzando, no, ma tanto c'è la mascherina del capitano, non vedono nessuno. Bene, bene. La cameriera? La cameriera, voilà. Dai, a parte scherzi, è appena passata da Hilde che mi ha portato un caffè di risveglio perché il dopo mezzogiorno del Capodanno, sapete sempre com'è, ho messo su 5 kg con l'ultimo pasto. Bene, riprendiamo un po' noi. Il sito Capitano ha la possibilità di darvi gratis 20 ebook, ne hanno già scaricati 175.000 con tantissime, come si dice, informazioni, tutte gratuite, e tra queste informazioni vi ricordo ci sono i circuiti radionici, quadranti radiostesici, e il vostro Marietto ne ha già regalati qualcosa come 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiostesici, perché sono stati scaricati. In più, per le persone un po' esigenti, abbiamo anche una sezione shop, dove si può ad esempio acquistare questo ciondolo magico dal costo di 150 euro più 10 euro di spedizione programmabile, ogni programma costa 10 euro in più. Vi ricordo poi altre cose, sempre nella sezione shop, importanti, dei riti magici, operativi di alta qualità, no? Noi siamo quelli della vecchia scuola, come vi avevo sempre detto, e quindi se volete potete come si dice, raggiungerci, chiamarci per avere informazioni, però vi ricordo che sempre bisogna fare un consulto prima per valutare bene le varie possibilità. Vedete, questi sono dei riti propiziatori o riti di distacco o di allontanamento. Poi ci sono 2 gruppi, i casti sacerdotali, ormai che sono famosissimi, e radionica, radiestesia, teologia ed ermetismo. Bene, ritorniamo indietro, vediamo se c'è qualcuno che ha fatto qualche domanda, e vedo la mia Annalisa Del Nobile che ha fatto una domandina importante. Diciamo che l'Annalisa è un must, ci segue sempre e sempre nei nostri cuori chiaramente, e vediamo che domandina fa. Vediamo un po'. Annalisa, guardate che prendo bene la situazione sotto controllo. Un attimino. Voilà, eccoci qua. Bene, Annalisa chiede: ciao, Anna del 70, Stefano si riavvicinerà? Grazie. Vediamo un po' se c'è questo riavvicinamento della nostra Annalisa con lo Stefano. Lui del 65, lei del 70. Però mi raccomando ragazzi, voglio domande a raffica, non abbiate pietà, oggi sono in forma, mi sento galvanizzato. Vediamo un po' se si riavvicina. Primo col pendolino. Sì, vedo che c'è un piccolo riavvicinamento, non è che è partito
un capodanno spento, è un capodanno piuttosto virtuoso. Vediamo un po' se lo Stefano si riavvicinerà con la nostra Annalisa. Il pendolino dice di sì. Vediamo le sibille. Beh, fra un po' Annalisa dovresti ricevere un messaggio che sembra voglia in un certo senso ravvivare la storia. Sembra quasi quasi che questo messaggio sia importante e voglia, non so, fare qualcosa di importante. Bene, vediamo una stesa completa. Questo è il taglio però. La stesa. Allora, vediamo un po' per la nostra Annalisa. Beh, nel passato c'è stato qualche movimento, questa linea del passato, c'è stato qualche movimento interessante. Vediamo un po' allegria, però era un po' tenuta lontana la cosa. Non so se era un Mogi, Fuji o una cosa un po' così. Poi nel presente, questa linea presente, oggi, cari amici, siamo nel 2022, cioè non è una data un anno così, nel 2022 2022, teniamolo bene, per molti sarà un anno di svolta, un anno decisivo. E qui vediamo invece che la situazione è un po' complicata perché c'è stato un atto di forza. C'è stato un atto di forza e sembra che lui, da gran signore, abbia voluto fare una cosa in blocco, o insomma, non so, sembra quasi che la situazione si sia bloccata e tu sei un po' triste, Annalisa. Ti vedo triste. Poi nel futuro come evolverà la situazione? Beh, nel futuro vedo che ci sarà qualcosa che cercherà di, tra virgolette, rattoppare, mettere un po' a posto la situazione. Vedi il dottore che entra in scena. Solo che vedo che questo dottore non farà un granché perché vedi c'è l'ammalato e blocco, c'è proprio qualcosina che sembra che blocchi il nostro Stefano e anche un'amica cercherà di mettersi, di aiutarti, però anche lì vedi ci sono delle carte che fanno presagire, vedi Annalisa, delle brutte cose, vedi falsità, quindi io penso che il futuro, il riavvicinamento se c'è è un attimino claudicante, un attimino lento, un attimino un pochettino senza grande spinta. E il finale, com'è? Vediamo un po' il finale che è quello che poi importa, vedi? Belvedere, stanza, perché signora. Beh, il finale vedo che tu sei speranzosa, qualcosa dovrebbe succedere, però vedo che Stefano non guarda solo te, guarda anche altre persone, flirta anche con altre persone. Allora come possiamo, per concludere, come possiamo rammendare o mettere insieme questo discorso? Beh, io direi che subito, nei prossimi tempi, io non vedo un grande slancio da parte di Stefano di, come si suol dire, riavvicinarsi, però poi verso fra 3-6 mesi vedo che appunto queste carte qua ci danno proprio l'indicazione che tu non demorderai mai. Attenzione all'amica che cercherà di aiutarvi ma farà sempre più, come si dice, casino. Poi vedo la stanza vecchie signore, ragazzi cuore, che danno speranza, danno fiato, danno respiro e quindi molto probabilmente si riavvicinerà e anche fisicamente avrete un buon rapporto. Quindi penso proprio di sì. La posizione è favorevole, vedo che c'è tanta voglia nel futuro, però nei prossimi mesi non vedo questo entusiasmo a ravvicinarsi, vedo più che altro blocchi, ci sono dei tentativi leggeri di riavvicinamento, ma poi comunque vedo che Stefano poi anche quando vi avvicinerete ci saranno praticamente altre figure femminili importanti vicino. Bene, vediamo un po' se c'è qualche altro amico. Allora, vedete, ci sono le persone che fanno le domande, no? Però, Christian, devi iscriverti a StreamYard, Iscriviti a StreamYard, mi raccomando, Vabbè che Christian Manzetto lo conosciamo, però... Ciao Anna, saluta la nostra amica. Vorrei, capisci? Dovete iscrivervi a StreamYard.
Anche Cristina, vedo, ci sono delle domande che sono ricevibili, perché se non vi scrivete su mia, adesso fatelo, andate sopra, lo facciamo assieme, andate sopra il video che state vedendo, cliccate su StreamYard e date l'autorizzazione, è gratuito, perché se no io non posso accettare le vostre domande. Aspettiamo ancora qualcuno. Ok, dai, grazie. Chi sei? Io non posso capire chi sei. Adesso vai su, scriviti StreamYard e rifai la domanda. Così come hanno fatto ad esempio Annalisa del Nobile, vedete? Si può fare tranquillamente, possono fare chiunque. Annalisa poi ci dà gli auguri di feste, anche la Maria Gesualdo e l'Anna. No, scusate, l'Anna Mazzaro. Quindi, cari amici, se volete fare delle domande, mi raccomando, allora, come non c'è nulla sopra il numero, se ti sei iscritto da Facebook, dal sito, aspetta che te lo metto qua, te lo metto qua sotto, aspetta, così non puoi sbagliare, aspetta, vado un attimino mi tolgo, voi state lì aspettando. Oh, cioè adesso l'ho messo sotto, dovreste vederlo, l'ho messo sotto mm, comunque risponde Anna Mazzaro. Sono Anna Maria del 67 e Domenico del 66, lui impegnato, viviamo in regioni diverse, come procederà? Si farà sentire. Per Natale ci siamo incontrati. Bravo, adesso chiunque tu sei che hai fatto su Face, no? Basta che fai la ridomanda, però fatto devi resettare, perché se hai fatto questa cosa qua, ci sei cliccato e scritto, devi praticamente rifare la domanda col fatto che sei l'utente. Bene, adesso vediamo un po' Anna Maria Massaro, lei del 67, lui del 66, è impegnato, viviamo in regioni diverse, come procederà? Si fa risentire. Per Natale ci siamo incontrati. Bene, vedete che è una domanda ben articolata e può sfruttare la situazione. Vediamo come procederà. Vediamo sì, bene o male. Procederà non male. Vediamo che procederà bene. E vediamo le sibille per la nostra Anna Massaro. Ma il taglio è un taglio che fa un po' tremare le gambette, un taglio un po', come si suol dire, impegnativo per essere ancora elegante, perché vedi disgrazia e vedo, fa capire che lui si sente un pochettino solo, si sente un pochettino, non dico a disagio, ma Anna, vedi che Anna Maria, vedi che c'è il vedovo, vedo che c'è come si dice, la disgrazia, insomma, sono carte che come partenza sembra una partenza tirata a freno a mano. Vediamo un po': dispiacere, nemico, leggerezza, morte. Il passato non è stato facile, Anna. Vediamo un po' il presente, vedo qualcosa di meglio. Ma guarda, Anna,
viste così le sibille, vedo qui un passato molto importante, difficile, gente che vi spiava, blocchi, lui che ti pensa, io vedo che lui pensa in un modo importante. Nel presente vedo che appunto c'è stato un ritorno, come dici tu, che vi siete incontrati, vedo che c'è stato anche un bel periodo. Però, come andrà? Qui la domanda è importante perché tu mi stai chiedendo come andrà. E la risposta non è delle più idilliache perché nel futuro prossimo vedo che lui avrà molto entusiasmo, si comporterà bene, questo signore qua si comporterà bene, però vedo che, vedi, la carta della grezza del cuore. Sicuramente avrete dei momenti in cui flirterete in modo importante, però sempre in modo segreto, perché vedi, ci sono queste due carte qua che fanno capire che è un po' segreta la cosa e fondamentalmente cercherete di mettere a posto la situazione. Però il finale mi lascia un po', come si può dire, basito, un pochettino spiazzato, perché vedi c'è malinconia, questa, ammalato, sospiri, sacerdote. E queste quattro carte qua ci fanno capire una cosa importante, ci fanno capire che la situazione nel futuro evolverà in senso che tu ti sentirai sola, lo vedrai andare via, sembra che la cosa si raffreddi. Io penso che per il momento devi goderti quello che arriva, essere felice per quello che arriva, ma con questa persona qui, con lo Stefano, non vedo che si possa costruire un futuro importante o qualcosa di importante, perché ti vedo che tu lo vedi andare via perché la cosa si raffredderà, resterai male, malinconica. Insomma, non posso dirti che ci sarà un finale importante o un continuo 2022 importante, vedo più che altro che lui sicuramente tenterà per alcuni mesi ancora di tenere bordone, come si dice, anche in modo segreto, clandestino, però dopo o lui avrà anche altri flirt oppure cercherà di rammendare la cosa, però al finale non lo vedo come si suol dire un finale love story, vedo più che altro un finale in cui vi lascerete o lui se ne andrà e tu lo vedrai andare, Anna? Quindi per i prossimi mesi sì, ci sarà qualcosa di importante, però sarà un fuoco d'artificio. Bene. E Facebook user? No, allora ve lo rispiego. Quelli di Facebook user, no, tipo questo, se non vi iscrivete allo StreamYard, noi non possiamo darvi la risposta. Questo addirittura non è neanche scritto il nome, perché non si vede il nome, quindi sono irricevibili. Purtroppo, giustamente, come dice un nostro amico, non gli arriva la notizia a Facebook e altre da YouTube, e quindi purtroppo è così. Bene, cari amici, vediamo se ci sono altre domande. Nulla. Bene, grazie di essere stati qui, cari amici. Il vostro Marietto, vedete, anche qui non vedo che è sopra il Facebook user, quindi sono irricevibili. Bene, cari amici, cosa posso dirvi? Come dice la nostra Annalisa, ci saluta, ci ringrazia. Il vostro Marietto è sempre qui per voi. Se volete consulti privati, sapete che potete contattarmi a questo numero sotto. Sono sempre 20 euro, 45, sono 20 euro 45 minuti, o con il legale o il Marietto veneziano. Cari amici, io vi auguro buone feste, grazie di aver condiviso qualche minuto con me e soprattutto per quelli che non sono ancora iscritti a StreamYard di questa piattaforma, vi rinnovo l'invito, iscrivetevi a StreamYard. Oh, guarda, c'è una giga, stavo per salutare tutti. Allora, la Giga fa una bella domanda, va dai, la facciamo passare perché io stavo salutandomi, ma Giga mi ha preso all'ultimo momento. Allora, questo qui forse Facebook user, devi resettare per il semplice fatto che se non c'è sopra il tuo nome e cognome, tu puoi aver fatto l'iscrizione, ma si vede che non è ancora attiva. Bene, ritorniamo
alla nostra Giga del 66. Mi posso fidare di Paul del 66? Ah, stesse date. E poi giustamente la Giga, che mi ha preso un po' così mentre stavo per andare a chiudere la finestra, mi ringrazia. Bene Giga, vediamo un po'. Scusa un po', lo rimetto. La Giga del 66 chiede se si può fidare di Paul. Vediamo un po'. E insomma, è un ni, io non so come interpretarla proprio, è un ni, è un po' un sì o un no. Vediamo un po', cari amici, se ci si può fidare di questo Paul. Allora, Paul del 69. Giga, devi essere precisa anche tu, perché vedi, Paul del 69, perché sennò è chiaro, il pendolino, vediamo un po' se si può fidare, perché capite che se non siete precisi già con le domande, dovete sfruttare questi minuti che sono gratis, perché sennò è peggio per voi. Le risposte vengono a casaccio. Sembrerebbe in questo caso qua. E non lo so, è come una persona che alcune volte ci si può avere fiducia, alcune volte no. Vediamo un po' con le sibille, cosa dice il Paul. Vediamo un po'. Se si può fidare. Beh, sono positive, sembra che stia arrivando qualche novità, vedi? È in arrivo da lontano qualche novità, è qualcosa di incoraggiante questo, questo Paul sembra che, del 69, sembra che stia arrivando qualche bella novità. Scusate che devo bere un attimino il caffè per concentrarmi meglio perché ho fatto il pranzo di Capodanno, sono un po', ho messo su 5 kg con quel pranzo. E vediamo un po'. Prigione, giovane fanciulla, artista lettera. Beh, sei speranzosa, vedo che c'è entusiasmo da una parte. Guarda, Giga, capisco perché adesso il pendolino era indeciso. Perché ho visto il finale e guarda, ti dico già, il passato è partito col freno tirato a mano, lui ha delle grandi qualità questo signore qua, però è un egocentrico e pensa, ti messaggia, ti ha messaggiato. Io vedo qui una donna giovane, non so se ha una figlia, non so se è una new entry, però sembra che nel passato c'è stata una donna giovane che ha bloccato un po' la vostra conoscenza. Il passato è un po' stato claudicante, non è stato un passato brillante in cui uno poteva mettere la mano sul fuoco del vicino di casa, o quello del terzo piano sempre. Però diciamo che il presente, no? Sembra che ci sia stato qualcosa di importante o ci sarà qualcosa di importante fra voi due, questa linea qua. Però attenzione che potrebbero nascere un po' delle situazioni difficili. Situazioni difficili. E sembra quasi che ci si possa fidare, però attenzione che poi nel futuro o tu conoscerai qualcuno, o un gran signore conoscerai qualcuno importante, o c'è questa figura che non si capisce bene da dove arriva. Anche perché lui, se ho capito bene, è un po' più giovane di te e non è lui di sicuro. E c'è un flirt. Io vedo, Giga, che molto probabilmente nel futuro tu potresti incontrare qualcuno che non è questo Paul. Entra in scena una persona più grande con cui avrai un flirt. Ma noi ritorniamo poi dal nostro Paul del 69. Io vedo che ci saranno dei momenti difficili perché c'è il dottore e ci sei tu che riuscirai ancora a tenere la barca assieme. Però vedi, c'è qualcosa di clandestino che non va bene. Vedi, il ladro è sempre una figura in cui vuol portare via, scappa, prende, vuol fare qualcosa in clandestino.
E la tua domanda era espressamente se ci si può fidare di questo signore qua. Mm? Se questo signore qua è abbastanza attendibile, per fare in modo che uno possa delegare, come si suol dire, la propria fiducia. E guardiamo insieme il finale. Il finale è un po' claudicante, un pochettino debole. Vedi, ti vedo piangere molto nel futuro. Poi tu che lo aspetti, tu che speri che cambi questo soggetto, ma vedi, sarete attaccati da un'altra donna, quindi c'è un'altra entrata in scena di una donna e poi vedo l'ammalato, quindi ti puoi fidare, la domanda, ed è preceduto da una situazione difficile, dal ladro che abbiamo visto prima, vedi il ladro. Quindi la partenza così, ladro, tu che piangi tantissimo perché vuol dire che o di nascosto ha fatto qualcosa che non ti piace, vedo che tu speri che lui cambi, ma poi sarete attaccati da un'altra donna, entra in scena un'altra donna nella tua vita e vedo l'ammalato, quindi non penso proprio che darei le chiavi di casa a un soggetto del genere. Per il semplice fatto che nel futuro potrebbe crearti delle problematiche, soprattutto perché c'è una donna che non conosciamo ancora e magari lui non l'ha ancora incontrata, oppure c'è ma sembra che dormi, ma nella realtà lui farà del male, e poi lui vuole tenere le cose nascosto. Quindi la domanda se ci si può fidare, la risposta è che vedo lacrime e sangue, quindi non penso che ci sia tanto da dire, quindi non investirei nulla in un soggetto che poi alla fine ti farà star male. Bene cari amici, adesso la giga è stata soddisfatta, io vi ringrazio di essere stati qui con me questi 26 minuti, questo periodo. Il vostro Marietto vi saluta, mi dispiace per quelli di Face, mi raccomando iscrivetevi, stringiamo la piattaforma e poi quando io vedo come l'analisa, vedete che Chiara, lei, Annalisa del Nobile, ciao auguri, noi possiamo rispondere alla vostra domandina, invece le altre domande non si sa neanche che sia. Bene cari amici, il vostro Marietto vi saluta, vi aspetta domani sera per le Sibille interattivi di Hildegarda, che sarà con noi alle 21:30 per le Sibille gratuite. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!